nostre comunità sono destinate a scomparire e anche la buona amministrazione non servirà a nulla. E dunque è questa la battaglia che dobbiamo portare avanti e imporre all'Europa grazie a una presenza massiccia della Lega. La difesa di quelli che sono i nostri valori. E i nostri valori sono il valore della famiglia, il valore di un figlio che ha diritto ad avere un papà e una mamma, il valore che ci hanno insegnato i nostri nonni. E guardate però, abbiamo le sirene, no? Della cosiddetta cultura woke, che vorrebbe annullare quello che siamo, annullare le magnifiche differenze che esistono tra le persone. Ma dall'altra parte dobbiamo anche stare attenti, perché c'è un'altra sirena, quella sirena che ci dice no, guarda che forse quei paesi che di democrazia non hanno nulla ma vanno molto meglio di noi. Ecco, noi non dobbiamo cadere in nessuna di queste due trappole. Dobbiamo difendere con orgoglio quello che siamo e che abbiamo costruito e che ci hanno lasciato. E anche i territori possono fare la loro parte. Anche i territori possono unire all'interno delle democrazie occidentali per combattere a favore del futuro dei nostri figli. Guardate, io vengo da una terra straordinaria, dove c'è un monte che si chiama Monte Lussari, che è meta di pellegrinaggio dei popoli latini, slavi e germanici. Vi invito a venire, anzi, a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia. È una terra dove si incontrano nella pace, dove culture diverse valorizzano le diversità, che sono una fortuna straordinaria che contraddistingue anche il nostro paese, e dove si è riuscita a costruire l'Europa di popoli e non l'Europa delle burocrazie e delle lobby. E quindi su questo dobbiamo lavorare. Io capisco, guardate, ho la piena consapevolezza che probabilmente raccontare questo in campagna elettorale non è quello che mi farà venire sotto dove l'ufficio la gente a sventolare le bandiere e dire viva Federica. Però nei governi complicati sta anche la risposta ai problemi dei cittadini. Non si può tutto semplificare in uno slogan, ma dobbiamo lavorare, come abbia dimostrato la Lega, con serietà, portando avanti le battaglie a favore della nostra gente. E la forza di voi in piazza testimonia anche questo. La Lega non è come qualche altra forza politica soltanto lo slogan da campagna elettorale, ma è la complessità di governo, la capacità di rialzarsi anche nelle difficoltà, la capacità di perseguire anche quando le cose ne sono impossibili. Abbiamo parlato, per esempio, e parleranno anche sia Luca che Attilio, di autonomia. Se qualcuno non fosse stato la Lega probabilmente avrebbe abbandonato la battaglia da anni. Invece grazie alla Lega, la perseveranza della Lega e la forza del popolo, perché anche il referendum fatto in Lombardia ha dato quella direzione, la Lega oggi sta portando a casa, grazie al ministro Calderoli, a Salvini, a tutta la Lega, l'autonomia per il nostro paese. Questa è la Lega, la serietà di governo, la complessità di governo e la capacità di dare risposta alla propria gente. Per questo bisogna votare, non perché vi è più simpatico uno o l'altro, non per uno slogan, ma per la prova empirica che quando la Lega prende un impegno lo porta a casa a favore della propria gente. Forza Lega, e mi raccomando, l'8 e il 9 giugno tutti a votare e scegliere per il proprio futuro. Attenzione. Oh. No, mi verrebbe da dire, buongiorno, mi verrebbe da dire che applaudire prima di sentire i discorsi è come firmare le cambiali in bianco. Occhio. Intanto faccio i complimenti a voi che siete tanti, avete dedicato questo sabato a questo grande appuntamento, quindi veramente grazie di cuore per essere qua. Grazie. Io sarò breve. Penso che se noi siamo qui, il senso l'hanno detto anche i miei colleghi e poi lo dirà anche Attilio Fontana e quelli che parleranno dopo di noi, è perché vogliamo dimostrare fino in fondo la coerenza. Io sono qui per dirvi che la mia battaglia della vita è l'autonomia. Ed è un'autonomia che noi vogliamo, è un'autonomia che portiamo anche in questa campagna elettorale, è un'autonomia dei valori. Non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché è vergognoso quello che dicono, e io invece trovo immorale
che ci siano regioni che abbiano i loro cittadini che siano costretti ad andare a curarsi fuori regione. Ed è altrettanto vero che l'autonomia è sinonimo di responsabilità, e questa è una battaglia che noi abbiamo portato in questo paese. Ci dicevano che eravamo razzisti quando parlavamo di federalismo, oggi sono tutti federalisti e diventeranno tutti autonomisti, perché è scritto in Costituzione quello che noi chiediamo, e la Costituzione non si sventola a momenti alternati, o va bene H24 o non la sventoli mai. Non puoi sventolarla quando ti va bene e quando non ti va bene, non la sventoli la Costituzione. Noi chiediamo un'autonomia che è prevista dalla Costituzione, ed è un'autonomia che abbiamo portato avanti con forza in Veneto e in Lombardia in particolar modo, con 2 referendum. Nella mia regione, il Veneto, 2.328.000 veneti il 22 ottobre del 2017 sono andati a votare per l'autonomia. Un saluto ai veneti, grazie di essere qua. Beh, vorrei dire che siccome le campagne sono anche di coerenza, non è mio stile dire queste cose, però è bene dirle a ridosso di queste elezioni. Non è che funziona che il tuo partito a Roma dice impugna la legge dell'autonomia perché i veneti e i lombardi non debbono andare a fare il referendum, e poi quando vieni qua sul territorio fai l'autonomista, perché questa è la storia di quello che ha fatto il PD contro di noi. E vorrei ricordare anche che se questo paese avrà un corso di modernità lo dobbiamo a questo governo, al ministro Calderoli, a Matteo Salvini, a tutta la nostra squadra, che ne hanno fatto una bandiera dell'autonomia. Cari leghisti, andate a dirlo con orgoglio che se c'è l'autonomia è grazie al nostro partito. Noi abbiamo dimostrato in tutti questi anni che quando diciamo una cosa la manteniamo. Ovvio è che abbiamo percorsi molto travagliati, molto spesso abbiamo, problemi con molti che ci attaccano, però penso che la coerenza venga sempre premiata. Sempre sguardo fisso, schiena diritta e dritti verso l'obiettivo. Grazie ancora. Ciao popolo della Lega, ciao Lombardia, grazie. Grazie a tutti per essere oggi qui presenti. Guardate che vale quello che ha detto Luca, dopo. Vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza numerosa, e vi ringrazio per ascoltare quello che abbiamo detto e che stiamo dicendo da questo palco. Vedete, le elezioni europee sono importanti e credo che mai come quest'anno siano particolarmente importanti, perché se il nostro partito, e ne sono sicuro, se la Lega riuscirà ad avere un grande successo sia a livello europeo che a livello italiano, noi riusciremo a cambiare contemporaneamente sia l'Europa, che riusciremo finalmente a portare a casa la riforma dell'autonomia. L'Europa, l'hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, che cosa è diventata. Noi tutti crediamo nell'Europa, crediamo che l'Europa possa diventare qualcosa di molto utile per i nostri territori, a condizione che non sia solo quello che è oggi, una dispensatrice di regole, una dispensatrice di divieti, una dispensatrice di qualcosa che rende più difficile la nostra vita. Io credo che l'Europa invece debba combattere, debba impegnarsi per migliorare la qualità della vita dei nostri lavoratori, dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie, che debba esserci vicino a risolvere i grandi problemi internazionali. L'Europa deve far sentire la sua voce a livello mondiale. L'Europa deve ritornare ad essere quella che è sempre stata, un punto di riferimento mondiale. E invece oggi noi siamo subalterni a tutto, perché non c'è una politica europea. Quindi per la prima volta abbiamo questa grande possibilità: mandare a casa i governi che fanno riferimento alla sinistra e mandare in Europa un governo che invece crede in questi valori, che riuscirà a dare un aiuto ai nostri cittadini.
Questa è la prima ragione, ma la seconda ragione, quella che io ritengo per me fondamentale, perché anch'io sono come Luca, io faccio la mia attività politica perché credo nell'autonomia, credo nella determinazione della gente, credo nella possibilità di fare le regole autonomamente, di non dover essere schiacciati dalla burocrazia levantina di Roma. Noi abbiamo bisogno di essere rapidi, abbiamo bisogno di dare subito una risposta ai nostri cittadini, abbiamo bisogno di prendere le decisioni che riteniamo più opportune per il nostro paese e per la nostra gente. Vedete, noi siamo diventati una regione, grazie a voi lombardi, grazie ai nostri imprenditori, grazie ai nostri lavoratori, che apro e chiudo una parentesi, sono quelli che lavorano di più nel mondo, nessuno ci venga a raccontare delle balle. Noi siamo diventati grandi, siamo diventati la locomotiva d'Italia, in questi ultimi tempi siamo diventati una locomotiva a livello europeo, siamo la prima regione per il PIL del dopo Covid, ma per fare questo noi dobbiamo competere con altre regioni che non hanno i vincoli che noi dobbiamo subire, che non hanno tutti quei lacci e lacciuoli che ci costringono a rinviare le decisioni, a non poter prendere le decisioni immediatamente. E allora per fare tutto questo noi dobbiamo stringerci attorno alla Lega, dobbiamo stringerci attorno al ministro Calderoli, dobbiamo stringerci attorno a tutti i parlamentari del nostro movimento e del centrodestra per fare in modo che questa, che è stata un sogno, che è stato un sogno iniziato da Umberto Bossi, che è stato un sogno proseguito dal grande Roberto Maroni, perché è stato lui, se qualcosa si muove oggi, lo dobbiamo a Roberto Maroni e a Luca Zaia, che sono stati i due unici che hanno avuto il coraggio di proporre un referendum, che hanno cercato di bloccare in tutti i modi, hanno cercato di fare anche ricorsi per impedirlo, ma alla fine la volontà della gente è quella che deve essere rispettata. E la Lombardia e il Veneto hanno detto a chiara lettere: noi vogliamo poter essere più autonomi, vogliamo poter decidere quello che sarà il nostro futuro. E allora amici, io vi saluto, vi ringrazio ancora e vi chiedo un impegno nell'ultima settimana, perché è la settimana più importante. Convinciamo amici, parenti, conoscenti ad andare a votare sapendo che se si vota Lega si vota per un ideale, si vota per dei principi sani, si vota per il bene vero della nostra gente, come stanno dimostrando giorno dopo giorno tutti i nostri sindaci, che sono bravi, apprezzati e che riescono a cambiare il volto delle loro città. Solo così potremo avere un futuro pieno di gioia e pieno di soddisfazione. E viva la Lega e viva la Lombardia, uniti si vince. Grazie, grazie ai migliori amministratori d'Italia ed Europa. Ora amici miei dobbiamo fare un grande applauso a tutti i candidati della Lega, al nord, al centro, al sud, che ci stanno mettendo la faccia, stanno correndo, stanno facendo migliaia di chilometri ogni settimana. Ora i candidati del nord-est e nord-ovest sono invitati a rimanere qui, di avvicinarsi dopo al palco alla fine del comizio per fare una foto con i nostri leader. Ora ci tocca arrivare al clou di questa grande manifestazione. Abbiamo parlato dei presidenti e dei governatori di regione e adesso tocca ai nostri ministri, quelli che al governo ogni giorno portano avanti le battaglie della Lega. E allora, salutando Giancarlo Giorgetti, che purtroppo per motivi personali non può essere qua, un funerale di un amministratore del suo comune, ma ora ci sono gli altri ministri che invito a salire sul palco. E abbiamo Alessandra Locatelli, e abbiamo Roberto Calderoli, e abbiamo Beppe Valditara. Buon pomeriggio a tutti. Io avrei dovuto parlare di autonomia. Su 7 interventi che mi hanno preceduto, i 7 hanno parlato di autonomia. Non avendo quindi nulla da dire in più, ma essendo molto identitario, ne approfitto di questo palco per dire viva la Dea, viva l'Atalanta e viva Bergamo che ci hanno portato a casa l'Europa League. Io sono partito per primo come ministro perché rappresento l'anello di collegamento fra il territorio
e Roma, e tutte le settimane, a partire dal presidente Federica, tutti gli altri, una settimana sì, una settimana no, la conferenza delle regioni e quella unificata anche con i comuni e con le province. E io mi sono chiesto, e voglio rispondere oggi come a metà di giugno, se su 15 regioni a statuto ordinario 14 chiedono l'autonomia, compresi De Luca, gli emiliani e chi dice che non la vuole, io ascolto che mi chiede qualcosa. Abbiamo avuto sul palco anche 2 esponenti di regioni e province a statuto speciale. Anche le regioni e le province a statuto speciale mi chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia. E che male c'è allora ad ascoltare il territorio e dargliela? E io è 1 anno e mezzo che sto cercando di dargliela e portarla a casa. È 1 anno e mezzo che sto facendo un tour virtuale in tutta Italia, e non solo virtuale perché ci vado di persona, a spiegare quello che prima ha detto chiaramente Zaia. C'è scritto nella Costituzione che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle regioni che lo richiedono. Se uno è capace di governare, ha dimostrato nei fatti di avere i conti in ordine, perché non fargli spendere meglio quei soldi che oggi lo Stato spende in maniera eccessiva e male, perché li spende tanti e male. Facciamoli gestire i nostri bravi amministratori queste risorse. Io non riesco più a accettare, metà del tempo lo impiego a sbugiardare tutti coloro che dicono che tutti i problemi del mondo verranno dall'autonomia differenziata. Vogliamo spaccare il paese, ma il paese è già diviso in 6-7 pezzi e l'autonomia differenziata non c'è, quello potrà metterli insieme. Ma se viene un'alluvione, una grandinata, è colpa dell'autonomia differenziata. Le 10 piaghe d'Egitto sono colpa probabilmente dell'autonomia differenziata. Ma chiedo a coloro che contrastano l'autonomia differenziata, cioè i cacicchi, che non vogliono dimostrare come spendono quelle risorse, che fine fanno quelle risorse, e ai partiti che si oppongono, a partire dal PD. È impossibile che l'autonomia sia bella quando loro sono al governo e sia brutta quando siano in opposizione, perché l'autonomia, la riforma del 2001 è a firma del governo Amato, sinistra. Uno dei primi richiedenti era Bonaccini, presidente del PD di sinistra. Le prime intese le ha sottoscritte il governo col sottosegretario Bressa, e quindi Gentiloni. Oggi sono tutti contrari. Noi andiamo avanti lo stesso, abbiamo un cronoprogramma, l'abbiamo rispettato fino ad oggi. 16 di marzo 2023 l'approvazione in Consiglio dei Ministri, 23 di gennaio 2024 approvazione al Senato. Abbiamo bocciato le pregiudiziali proprio mercoledì di questa settimana, riprendiamo il 9 e ragionevolmente per metà di giugno l'autonomia sarà legge dello Stato. Da allora in poi chiamatemi non più Roberto Calderoli, ma Mister Autonomia. C'era Mister Prezzi, faccio il Mister Autonomia. D'ora in poi, e mi scuso e chiedo perdono nelle mie preghiere dei peccati che secondo la CEI io avrei commesso. Peccato che i sacerdoti, quelli normali, ti dicono andiamo avanti sull'autonomia. I graduati, l'autonomia è un rischio. Ma di che colore portano? I cardinali calzini? È un colore abbastanza simbolico, e quindi io vado avanti e comunque, e da metà di giugno ci ritroviamo per festeggiarla. Forza Lega! Grazie a tutti e buongiorno a tutti. Vedo tanti volti di persone che ho incontrato in questi giorni su tutto il territorio
in Lombardia e nelle altre regioni. Quindi il mio primo saluto è un grazie. Grazie a tutti voi che state lavorando per la campagna elettorale, ai gazebo, che state volantinando, che state attaccando i manifesti, che state parlando con le persone. Non è scontato, ma nei momenti dove c'è bisogno di lavorare, noi ci siamo, la Lega c'è. Grazie a tutti voi. Poi l'altro grazie è per qualcuno che convintamente, decisamente ha voluto il Ministero della Disabilità, non si è arreso, l'ha portato avanti con convinzione ed è Matteo Salvini. Grazie, perché se no non sarei qua e altrimenti nessuno avrebbe tutta la voce che gli stiamo dando in questo periodo. Stiamo portando avanti una grande riforma, se ne parla poco perché spesso si preferiscono notizie che hanno a che fare con le polemiche o notizie che hanno a che fare con le tragedie. Io dico che quando si parla di disabilità, quando si parla di inclusione, quando si parla di persone, sono notizie, sono informazioni che potrebbero anche stare in prima pagina qualche volta, e non siamo gente da rubriche o da inserti. Siamo persone che stanno al fianco degli altri, con i nostri amministratori, con tutti coloro che lavorano nel mondo associativo, un grande patrimonio di questo Paese. E grazie alla riforma sulla disabilità stiamo cercando di passare dall'assistenzialismo alla valorizzazione delle persone. Anche per questo l'autonomia è una grande opportunità e la dobbiamo portare avanti, perché può essere un incentivo e una grande opportunità per tutti i territori per fare di più e meglio per i livelli delle prestazioni sociali. E un'altra cosa di cui dobbiamo andare fieri nella nostra Lega è soprattutto la volontà di cambiare. Io penso che per cambiare serve tanto coraggio. Se c'è un partito al quale non manca un coraggio, quella è la Lega, e noi lo dimostriamo tutti i giorni, lo dimostriamo sui territori, lo dimostriamo nelle nostre regioni, lo dimostriamo a livello nazionale e adesso lo vogliamo dimostrare anche in Europa, soprattutto a partire dalle persone più fragili, perché non c'è nessuno che si può sentir chiamato fuori. Stiamo parlando di 13 milioni di cittadini italiani che hanno un'interazione negativa con l'ambiente ogni giorno. Lo dice l'Istat, non lo dico io, e siamo in tanti già in Italia. Pensate che questi dati per l'Europa diventano 100 milioni di cittadini che hanno delle limitazioni lievi, medie, gravi, gravissime, su 450 abitanti e cittadini europei. Io credo che questa sia una grande sfida, la dobbiamo giocare tutta, perché dobbiamo invertire l'ordine e le priorità. Vanno bene tutte le riforme, vanno bene tutti i temi, ma al primo posto ci sono le persone. Viva la Lega e grazie! Cari milanesi, cari cittadini che ci seguite in streaming o qua su questa bellissima piazza da tutte le regioni italiane, la Lega è fatti e non parole. E se voi considerate la politica che sulla scuola stiamo portando avanti, vi renderete conto di quale differenza enorme c'è fra chi propone di cambiare e modificare la società italiana per costruire un futuro e dare a tutti un'opportunità, e chi invece è la conservazione e chi invece vuole il blocco di quel famoso ascensore sociale che dagli anni 70 che non porta i nostri ragazzi a cambiare ceto da cui si proviene. Allora, noi abbiamo deciso di valorizzare i talenti, abbiamo deciso di personalizzare l'insegnamento, perché ci sia un'opportunità per tutti. Noi riteniamo che ogni abilità debba essere valorizzata, che ogni studente debba essere valorizzato, senza lasciare indietro nessuno. Ecco perché abbiamo voluto il docente tutor e il docente orientatore, per dare una possibilità alle famiglie e agli studenti di scegliere il percorso più opportuno. Ecco perché abbiamo voluto il merito nella scuola, che non significa raggiungere risultati astratti di eccellenza, ma significa aiutare il giovane a dare il meglio di ciò che ha dentro di sé con l'impegno. Dunque, valorizzare i suoi talenti e valorizzare l'impegno che deve tornare ad essere un punto fondamentale nella scuola e nella società italiana. E poi ancora ridare autorevolezza ai docenti,
ridare autorevolezza ai docenti partendo dai contratti. Sigleremo 2 contratti, uno l'abbiamo fatto l'anno scorso, un altro quest'anno. È la prima volta in assoluto nella storia della scuola italiana, quasi 300 euro di aumento mensili per 750.000 docenti, aumenti importanti per 1.200.000 lavoratori, e poi la difesa di tutto il personale della scuola, la difesa con l'Avvocatura dello Stato, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il welfare per la scuola, e poi ancora doveri e non soltanto diritti. E qui il voto di condotta, perché è importante valutare la condotta degli studenti per ridare valore alla responsabilità individuale. E chi combatte contro il voto di condotta, chi combatte contro quelli che vengono definiti lavori socialmente utili, perché chi aggredisce un docente, chi prende a pugni un compagno di classe, deve giustamente andare a lavorare in un ospedale, in una casa di riposo per anziani, in una mensa per poveri, per imparare la solidarietà. E allora è inutile che la sinistra si riempia la bocca di questa parola quando poi è contro il voto di condotta. E poi ancora la cultura del rispetto in ogni aula, in ogni scuola, rispetto per le persone, rispetto per le regole, rispetto per i beni pubblici. E allora anche qua, se aggredisci un docente, se prendi a ceffoni un docente, dovrai pagare una multa alla scuola da 500 a 10.000 euro. E ancora, la cultura del lavoro per noi è centrale, dobbiamo riportare la cultura del lavoro fin dalle scuole elementari, nella scuola italiana. Libertà e lavoro sono valori fondamentali. Agenda Nord, pensate che abbiamo scoperto che nelle scuole della periferia di Milano la dispersione scolastica è più elevata che nella campagna. Ecco perché abbiamo deciso di stanziare 220 milioni di euro per Agenda Nord, per venire incontro alle necessità anche delle scuole delle nostre regioni del nord e del centro dell'Italia. E poi tutti gli stranieri devono conoscere la lingua italiana. Sono stato accusato di razzismo, ma quando io vengo a sapere che oltre il 30% dei ragazzi stranieri non prosegue la scuola, non va a scuola, si disperde, chi non fa nulla, questo è il vero razzista. Chi non insegna l'italiano, a parlare correttamente la lingua italiana, significa che non vuole insegnare anche i valori della nostra cultura, della nostra società, della nostra Costituzione. E poi vogliamo garantire la continuità didattica ai ragazzi disabili. E quando noi abbiamo proposto e deciso che le famiglie possano chiedere alla scuola di garantire al docente di sostegno di proseguire, la sinistra si è schierata contro. Questo invece, garantire la continuità didattica, garantire la formazione specialistica a tutti i docenti di sostegno, questo è essere veramente per la solidarietà nei confronti degli studenti con disabilità. E infine il collegamento della scuola con l'impresa. Abbiamo fatto una riforma importante dell'istruzione tecnico-professionale perché non sia più un percorso di serie B o di serie C, perché dia a tutti i nostri ragazzi straordinarie opportunità di lavoro. E non è un caso che le imprese sono con noi, la CGIL, il PD e il 5 Stelle sono contro. E infine dobbiamo ridare valore e importanza alla nostra civiltà, alla memoria della nostra civiltà, alla nostra identità. Guai a toccare Dante, guai a toccare la nostra storia. Ridiamo valore alla nostra civiltà occidentale e vi posso garantire, indietro non si torna. Grazie ai nostri ministri, grazie per quello che fanno tutti i giorni, un grande applauso ai nostri ministri. E allora, signore e signori, qualcuno voleva tacitarci, qualcuno voleva tacitarlo, qualcuno voleva che non scrivesse un libro, qualcuno voleva che non parlasse, qualcuno
di quelli che si definiscono i democratici, candida Ilaria Salis. In Europa candida una signorina che si chiama Carola Rackete. E invece la Lega, il partito più democratico che c'è al mondo, chi vi candida? Roberto Vannaci! E ora il video! Vorrei un'Italia più identitaria e un'Europa più identitaria, nelle quali le mie figlie si riescano a riconoscere senza nessun problema, perché l'identità dei popoli esiste, c'è, eccola qua. Noi siamo il popolo italiano. Buongiorno Milano! È il mio secondo comizio, il primo l'ho fatto ad Arezzo 2 giorni fa, ma qua è incredibile, siete tantissimi. È come avere davanti a sé una legione, la 10ª legione. E allora vi racconto il perché sono qua, perché ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa. Ma io ve ne racconterò solo una, la 10ª ragione, e si chiama Elena e Michela e sono le mie figlie. E io vorrei dare a loro un'Italia migliore e un'Europa migliore, perché questa Europa non ci piace. E allora vorrei un'Europa che fosse sicuramente più sovrana, perché la sovranità degli Stati è intoccabile, è quella su cui si basa tutta la nostra nazione, tutta la nostra identità. E io mi sono trovato a combattere per l'Italia e per gli interessi nazionali in ogni campo di combattimento di questa terra. Sono stato in Somalia, in Ruanda, in Yemen, in Libia, in Afghanistan, in Iraq, in Costa d'Avorio. E oggi penso che sia forse più promettente continuare a combattere, ma cambiando il campo di battaglia, sedendomi sugli scranni di Bruxelles e scavando la pietra come la goccia che casca continuamente, senza mai fermarsi, senza demordere, senza lasciar perdere, senza mollare neanche un millimetro. E se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincio con la mia specialità, il sabotaggio. Il sabotaggio di qualsiasi iniziativa che dovesse cercare di distruggere le nostre tradizioni, la nostra famiglia, il nostro comune sentire, le nostre radici, il nostro suolo, il nostro sangue, perché volenti o nolenti siamo figli di una terra, di certi padri, di certi nonni, di certi parenti, e questo è quello che siamo. E quindi vorrei anche un'Europa più sicura, dove soprattutto qua a Milano, voi sapete che ogni donna ed ogni ragazzo ed ogni nostra figlia dovrebbe essere libera di poter uscire e passeggiare per ogni angolo della città senza la paura di essere molestata, aggredita o derubata. È un'Europa più identitaria perché i popoli sono diversi, l'identità dei popoli esiste e voi ne siete una dimostrazione. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo delle caratteristiche specifiche che ci contraddistinguono. Abbiamo il nostro modo di interfacciarci l'uno con l'altro, la nostra lingua, la nostra religione, perché volenti o nolenti la cristianità ci unisce da Capo Nord a Malta ed è una delle caratteristiche che ci rende europei più di ogni altra. E vorrei anche un'Europa più ricca, perché senza ricchezza e benessere non possiamo fare niente. Ci stanno vendendo l'ambientalismo ideologico, quello che vi costerà 70-80 mila euro, quello che proibisce agli agricoltori di coltivare i loro campi, quello che proibisce la coltura tradizionale nelle nostre valli, nelle nostre montagne, nelle nostre pianure, a beneficio delle monoculture, che non sono assolutamente indicate per la nostra bellissima nazione. E invece no, senza la ricchezza
non possiamo essere ambientalisti, perché l'ambientalismo è un lusso che solo i ricchi si possono permettere. Andate a vedere nei paesi poveri quanto sono ambientalisti, come fanno la raccolta differenziata dei rifiuti, come fanno la distinzione fra le acque bianche e le acque nere. Quindi solo con le risorse si può essere ambientalisti, ambientalisti seri, pragmatici, quelli che vogliono rispettare l'ambiente perché è dall'ambiente che traggono la linfa vitale per poter incrementare il proprio benessere. E anche quelli che diffondono l'idea dei diritti per tutti, più diritti, diritti ad ogni angolo di strada, dovrebbero ricordarsi che per favorire i diritti bisogna avere le risorse, perché ogni diritto ha un costo sociale ed economico. Prima ha parlato il ministro Valditara. Parliamo di un diritto a cui lui dedica la sua vita, il diritto allo studio. Ci vogliono le scuole, ci vogliono i professori, ci vogliono i libri, ci vogliono le strutture e tutte queste strutture costano e se non si hanno le risorse non si possono dare diritti a tutti, anzi i diritti rimangono lettera morta, un'utopia, un'esca con la quale vi prendono all'amo e vi portano a spasso per il mare. Solamente avendo le risorse si possono realizzare i diritti e noi ne vogliamo sempre di più. E i diritti sono quelli per tutti, sono quelli a cui ogni diritto corrisponde un dovere. Questi sono i veri diritti, non i capricci che ogni tanto ci fanno passare per diritti, cercando di prenderci in giro. E vorrei anche un'Europa più libera, dove si possa parlare, dove si possano esprimere le proprie opinioni, dove non si debba più aver paura di nominare certe parole, certe affermazioni, certe idee, certe pareri. Le idee si combattono sul piano delle argomentazioni, non si combattono con la censura o nelle aule dei tribunali. La critica è il concime del progresso e grazie alla critica, grazie al dubbio, grazie al mettere in discussione qualsiasi idea, anche la più bislacca, che siamo arrivati al punto dove siamo. E qualche centinaio di anni fa un qualcuno che si chiamava Galileo Galilei è partito pure da qua, criticando quella che era considerato il pensiero unico e ha rischiato di essere messo a rogo. Quindi evviva la libertà! E questa è l'Europa che noi vogliamo, un'Europa dove il diritto alla contestazione e alla manifestazione sia sacrosanto, ma debba adeguarsi alle regole dell'ordine pubblico. Debba adeguarsi alle regole dell'ordine pubblico. Quello che mi fa rabbrividire non sono i cordoni di sicurezza di poliziotti e carabinieri, non sono le forze dell'ordine. Quello che invece a me fa rabbrividire sono i giovani e i manifestanti che sputano sui poliziotti e li prendono a calci. È quello che mi fa rabbrividire. È là che sono convinto che abbiamo sbagliato qualcosa. E inoltre, e infine, vorrei un'Europa più meritocratica. Un'Europa dove un giovane, armato dei propri meriti e delle proprie capacità, possa realizzarsi nel miglior modo possibile. Perché da soldato sul campo di battaglia non lasciamo indietro nessuno, ma facciamo volare chi ha le ali, facciamo galoppare i purosangue nelle praterie, perché loro saranno il traino di tutti quanti. Questa è l'Europa che vorrei. Vorrei un'Europa dove il sogno americano diventi il sogno italiano ed europeo. Lasciamo spazio a chi ha le capacità, a chi ha i meriti, a chi vuole realizzarsi. Questa è l'Europa che vorrei. E siccome ultimamente ci stanno vendendo un altro concetto, no? Quello dell'inclusività. Dobbiamo essere inclusivi. Dobbiamo aprire le nostre case a chiunque voglia entrare. Dobbiamo condividere i nostri pasti. Dobbiamo accettare tutto. E invece io, che sono una persona notoriamente controcorrente, non so se ve ne siete accorti, io voglio essere esclusivo. Esclusivo perché l'esclusività attira tutti quanti. Chiunque è attratto dall'esclusività. Ditemene uno che non è attratto dalla Ferrari che vince il Gran Premio, dalla squadra del cuore della quale farebbe parte, vorrebbe far parte.
Ed è per questo che voglio essere esclusivo, ed essendo esclusivo mi rivolgo esclusivamente a voi, cittadini italiani e cittadini milanesi, perché il mio contratto, qualora lo vorrete, sarà solo con voi. Perché io voglio difendere i vostri interessi e quelli di nessun altro. Gli interessi dei cittadini italiani come voi, dei milanesi, gli interessi degli agricoltori italiani, che devono essere liberi di coltivare il loro campo, devono essere liberi di produrre tutti quei prodotti che sono l'eccellenza nel mondo intero. Gli interessi degli imprenditori italiani, che non devono vedere il frutto del loro sacrificio e della loro determinazione svenduto alle banche e alle multinazionali. E gli interessi degli studenti italiani, che non devono essere pervasi dalle ideologie di genere e dalle teorie mistificatorie e antidentitarie che l'Europa ci vuole diffondere. Se invece il vostro voto lo volete dare a qualcuno che faccia gli interessi di qualcun altro, non lo date a me. Non lo date a me, perché sicuramente io farò esclusivamente i vostri interessi. E allora, l'8 e il 9 giugno prossimo, sapete cosa fare? Andate alle urne, votate per la Lega e scrivete il nome Vannacci sulla scheda. E al vostro segnale scateneremo l'inferno. Grazie al generale Roberto Vannacci, e adesso non posso che annunciare una cosa fantastica. Vi do solo un assaggio di quello che arriverà tra pochissimo. E riprendiamoci la nostra Europa, perché è casa nostra e dovrà essere la casa dei nostri figli. Viva il lavoro, viva la famiglia, viva il buonsenso e viva la libertà! E allora, ai rosiconi rossi del PD, dopo questa manifestazione la Lega regala le caramelle rosse, eccole qua! E adesso Matteo Salvini! Mi chiama lui. Matteo! 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 Grazie, e devo dire che è un'emozione particolare, perché sto portando il messaggio della Lega in tutta Italia. Ieri l'altro ero in Calabria, ieri ero in Sicilia. Parlare sotto la mia Madonnina però è un'emozione assolutamente particolare, quindi grazie Milano. Io però, visto che poi parliamo dell'Europa che vorremmo, dell'Europa che vorremo, dell'Europa che costruiremo, oltre a tutti i temi di cui hanno parlato i governatori e i ministri prima di me, questa è una piazza che più di tutto e più di tanti chiede, supplica, invoca, vuole costruire pace. Troppi stanno parlando a sproposito di guerra in queste settimane.
Per quanto tempo dovranno volare le palle di cannone prima che vengano bandite per sempre? La risposta, amico mio, se ne va nel vento. La risposta se ne va nel vento. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Questo è l'impegno sacro di questa piazza, di questo popolo e di questo movimento politico. Mai un soldato italiano a combattere, a morire in Ucraina, mai un missile italiano a spargere sangue e morte in Russia. L'Italia non è in guerra contro nessuno. Chi sceglie la Lega sceglie la pace. E invito a salire sul palco la squadra della Lega, perché si vince solo insieme. Un applauso ai sindaci, un applauso ai consiglieri, un applauso ai militanti, un applauso ai sostenitori della Lega. Fatevi un applauso che arrivi fin dall'altra parte della città. E voglio vedere le televisioni stasera come faranno a cancellarvi. Fatevi sentire. Questa è Milano, questa è la Lega. Questa è la voglia di pace, sicurezza e libertà. Pace significa proseguire la battaglia di alcuni grandi che ci hanno preceduti. Prima abbiamo sentito i governatori e Roberto Calderoli parlare di libertà, di buon governo, di merito, di autonomia per unire l'Italia da nord a sud, per dare a tutti i cittadini italiani, a tutti gli studenti italiani, a tutti gli ammalati italiani la stessa possibilità. Si chiama autonomia. Grazie a Umberto Bossi, a Gianfranco Miglio e a Roberto Maroni per averci regalato questo sogno. E a proposito di pace, grazie a un altro grande italiano ricordato su questo palco, anche lui per 30 anni diffamato, perseguitato, processato, aggredito a pochi metri da qua, in Piazza Duomo, uomo di pace, grazie a Silvio Berlusconi, la cui eredità morale e politica abbiamo il dovere di portare avanti insieme agli amici del centrodestra. A proposito, il mio saluto a un'altra piazza milanese in questo momento riunita con meno gente, ma ci sta. Un saluto a Elly Schlein, che spero rimanga per 30 anni segretaria del Partito Democratico. È una brava persona, non la pensa come me su alcuni temi, però la sua guida del PD è garanzia che per 30 anni la Lega starà al governo. E il mio saluto e il mio affettuoso abbraccio politico ed amico a un'altra piazza in questo momento riunita, in Piazza del Popolo a Roma. Il mio abbraccio a Giorgia Meloni, con cui governeremo a lungo questo Paese. E più proveranno a dividerci, più ci uniranno. Vedervi da qua, ragazzi, è spettacolare vedere le bandiere che arrivano fino alla fine della piazza. Chiedo per 5 secondi alle telecamere delle televisioni qua presenti: non inquadrate noi sul palco, inquadrate il popolo che sta riempiendo questa piazza.
E a proposito di chi usa i tribunali per provare a vincere le elezioni, è fondamentale vincere le elezioni europee riportando il mondo del buonsenso a Bruxelles. Probabilmente sono l'unico fra i politici italiani a sostenerlo e la nostra comunità, e voi siete gli unici ad avere la voglia, la volontà e la coerenza di dirlo. Sarà fondamentale, questo è il mio pensiero, che alle elezioni di novembre torni a governare Donald Trump insieme al Partito Repubblicano negli Stati Uniti pacifici d'America. Troppa gente parla di bombe. Noi vogliamo il nucleare per riscaldare le scuole, le case e gli ospedali. Chi dice di no al nucleare è nemico dell'ambiente, ma non vogliamo il nucleare per attaccare popoli e paesi. Questo è. E quindi penso che nei prossimi giorni a livello parlamentare i gruppi della Lega alla Camera e al Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento, senza distinzioni di colori e di parti, da destra a sinistra, a rispettare l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra. Non possiamo lasciare ai nostri figli la terza guerra mondiale nucleare sull'uscio di casa. Saranno fondamentali questi 7 giorni, quindi vi chiedo di riempire le fabbriche, le scuole, le strade, le piazze di sorrisi e di progetti. Cosa vuol dire? Se io dovessi riassumere a uno dei turisti che sta passando adesso in corso Vittorio Emanuele e vede queste migliaia di persone e vede queste centinaia di bandiere e si starà domandando chi sono, cosa vogliono. Se devo riassumere in 3 concetti cosa vuol dire più Italia e meno Europa, farei così. La casa. L'Europa, la casa degli italiani, la vuole tassare a botte di regolamenti e divieti. La Lega col decreto salva casa, la casa degli italiani la libera dalla burocrazia. Si torna padroni delle proprie 4 mura. Da lunedì in comune, come se i problemi dell'Italia fossero la veranda, il tinello, il soppalco, la finestra o la mansarda. Vai in comune, paga quello che devi e torni pienamente padrone di casa tua, come è giusto che sia, perché la casa per gli italiani è sacra e guai a chi la tocca. Lavoro, ne hanno parlato tanti prima di me. 2 impegni concreti della Lega, un patto d'onore che i nostri europarlamentari porteranno avanti. 1. Bloccare la direttiva folle che mette fuori legge e fuori mercato le auto e i motori diesel e benzina per farci invadere da auto elettriche cinesi. Mai una colonia di auto elettriche cinesi potremo diventare. Secondo, bloccare le eurofollie alle cui spalle c'è l'interesse miliardario delle multinazionali e dei Soros di turno che vogliono sostituire il nostro cibo e il nostro modo di vivere e di mangiare con latte sintetico, bistecche chimiche, farina di insetti e di grilli. La Lega riporta in Europa il buonsenso. Giù le mani dai nostri prodotti. Se le mangi Soros, le schifezze prodotte in laboratorio dalle multinazionali. Lavoro e ancora lavoro. Sicurezza. Io ringrazio i nostri sindaci, ringrazio i nostri governatori, ringrazio i nostri ministri, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio donne e uomini in divisa,
fate arrivare nelle caserme di Milano il sostegno del popolo italiano che fra le forze dell'ordine e i delinquenti sa sempre da che parte stare, sempre dalla parte della legalità, della sicurezza. La Lega in Europa un impegno chiede ai burocrati europei: non occuparsi delle buste di plastica, dell'insalata, delle carote o dei pomodori, non obbligare a cambiare la caldaia o il motorino. Un'Europa che abbia un senso, una cosa deve fare prima di tutto: difendere i confini italiani dall'immigrazione clandestina, difendere i confini europei dall'invasione islamica. Né colonia cinese né califfato islamico. Evviva il Santo Padre, evviva i simboli della nostra cristianità. E da ultimo, perché c'è bisogno che da stasera fino a domenica prossima siate un pacifico esercito portatore sano di voglia di libertà e di cambiamento, che ricordi ai tanti che magari domani trovate, che vi dicono: ma io non voto perché non serve, ma tanto non è il mio voto, tanto non è il mio cuore, tanto non è la mia testa a cambiare l'Europa. Ogni persona è unica, ciascuno di voi è unico, ciascuna donna, ciascun uomo, ciascuna mamma, ciascun papà. E dico mamma perché la mamma si chiama mamma e papà perché il papà si chiama papà. Siete esseri umani unici. E quindi la storia la cambiano i popoli che si mettono in cammino, non con la violenza, non con le armi, ma con le idee, col coraggio e con la coerenza. Sapete qual è la cosa bella di queste settimane in giro per l'Italia? Domani sono in Veneto, lunedì sono sul lago di Como e poi a Roma, sono stato in Calabria, in Sicilia, in Liguria, in Emilia, in Toscana, trovando tanta gente che mi sta dicendo con tanta onestà: Salvini, ti confesso che io alle elezioni politiche di un anno e mezzo fa non ho votato Lega. Io un anno e mezzo fa non vi ho votati, perché sì, siete bravi, avete dei bravi governatori, dei bravi sindaci, però siete stati al governo con Draghi, siete stati al governo col PD, con i 5 Stelle, con Di Maio, Toninelli, Renzi, Speranza. E sono stati mesi difficili in cui noi facemmo una scelta difficile, controvento, coraggiosa, impegnativa, ma che abbiamo pagato caro. In cabina elettorale noi abbiamo scelto di metterci in gioco e di non lasciare l'Italia chiusa per Covid, di non lasciare le vostre case, le vostre fabbriche, le vostre scuole, i vostri negozi in mano solo ai capricci e alle chiusure scelte dal PD e dai 5 Stelle. Ci siamo entrati in quel governo e ci siamo entrati da prima forza politica italiana e ci siamo usciti con tanti italiani che non ci hanno votato. E quando qualcuno non ti vota, mentre la sinistra dice sono i cittadini che non capiscono se non mi votano, quando tanti italiani, tanti milanesi, tanti trevigiani, tanti genovesi, bergamaschi, romani e palermitani non ci hanno votato, ci hanno dato un segnale che ci è servito, perché quando sbagli devi capire dove hai sbagliato e devi chiedere scusa. Adesso tanti di questi italiani io li sto trovando nelle fabbriche, nelle piazze, ai mercati, e ci sono sicuramente in questa piazza, e ci sono che ci stanno seguendo sui social, e li ho incontrati ieri c'erano 800 persone a Catania
e ieri l'altro 1500 persone a Messina, e tanti mi hanno detto: Salvini, io alle ultime politiche te lo dico, o non ho votato Fratelli d'Italia, ho votato 5 Stelle, ho votato Forza Italia perché non mi eravate piaciuti. Adesso, il 9 giugno, in tanti mi dicono, e per me è motivo di orgoglio, sull'Europa, sul futuro dell'Europa, sulla pace, sulla sicurezza, sulla casa, sul lavoro, sul futuro di serenità per i vostri figli, la Lega è quella più coerente di tutti e torno a votare la Lega. Perché noi non abbiamo mai cambiato idea, non abbiamo mai votato Ursula von der Leyen e mai voteremo Ursula von der Leyen. Noi vogliamo il centrodestra unito nei comuni, nelle regioni, a Roma, e vogliamo il centrodestra unito anche al Parlamento europeo. E se qualcuno del centrodestra, per far dispetto, dice con la Lega no e alla Le Pen preferisco quel guerrafondaio di Macron, non fa un dispetto alla Lega, ma fa il male dell'Italia e degli italiani. Perché fra le bombe di Macron e la pace di Marine Le Pen abbiamo il dovere di scegliere Marine Le Pen, senza nessun dubbio. L'alleanza per la pace, il benessere e il lavoro. E in queste settimane mi viene come il dubbio che qualcuno non voglia farla terminare, la guerra. Noi dovremo far di tutto per riportare al tavolo del dialogo sia Ucraina e Russia, ben avendo presente chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, ben avendo presente che abbiamo sempre votato dal primo istante qualsiasi tipo di aiuto economico, militare, umanitario al popolo ucraino aggredito. Quante delle vostre case a Milano, a Torino, a Padova, a Roma o a Bari hanno aperto le porte a mamme e bambini in fuga dall'Ucraina? Siamo un popolo accogliente e generoso, e chi su qualche giornale straniero va cianciando degli italiani razzisti, sciacquatevi la bocca a Berlino o a Bruxelles prima di parlare dell'Italia o degli italiani, uno dei popoli più generosi, accoglienti e solidali al mondo. Però le armi che abbiamo voluto mandare a Kiev per difendere le scuole, le strade, le case e gli ospedali in nessun caso potranno essere usate per bombardare e uccidere fuori dai confini dell'Ucraina. Noi non siamo in guerra contro nessuno. Che finisca questa stramaledetta guerra anche fra Israele e Palestina. Anche fra Israele e Palestina torni a scoppiare la pace. Per i bambini di Gerusalemme, per i bambini di Gaza, con la Lega che più di tutti, senza avere paura, è scesa anche nelle strade reclamando il diritto all'esistenza e alla difesa di una grande democrazia come quella di Israele. E guai a chi pensa di cancellare Israele dalle pagine del mondo e della storia. La difesa sì, però si mettano al tavolo, va bene sradicare i terroristi di Hamas che tengono in ostaggio i bambini di Gerusalemme e i bambini di Gaza, ma dobbiamo fermare le armi sulle popolazioni civili e inermi che non hanno niente a che fare con la guerra. Quindi la Lega farà di tutto per portare pace fra Ucraina e Russia e fra Israele e Palestina. E non vorrei che qualcuno, per calcolo economico, politico o elettorale, volesse che invece fossero le bombe e i missili andare
risolvere i problemi. Quindi io vi dico grazie, confesso che la voce la sto perdendo sulle vie delle nostre città, ma sono assolutamente orgoglioso di quello che la Lega sta preparando per i nostri figli. Noi non siamo contro l'Europa, noi siamo contro i sequestratori dell'Europa che sono burocrati e banchieri di Bruxelles. Sono questi i nemici dell'Europa. Quindi prendiamola la storia in mano e io vi dico grazie perché i nostri sacrifici sono ben compensati e penso, qua c'è qualcuno che le campagne elettorali le fa da qualche anno e le abbiamo fatte quando vai in una fabbrica, quando vai in una piazza, quando vai in una scuola, in un mercato, senti che cosa pensano le persone. Ebbene, io penso che anche grazie a voi che non avete mollato mai, che non vi siete arresi neanche nei momenti più difficili, che non siete scappati, che non avete tradito, la Lega sarà la più bella sorpresa di queste elezioni europee. E poi per gufi e menagrami saranno mesi e anni difficili, col sorriso, a testa alta, a schiena dritta, contando che ci siano su questo palco anche amici che oggi non ci sono per altri motivi, e ne ricordo uno, non iscritto alla Lega, ma la Lega ha come missione quella di allargare, di includere, di accogliere. Ecco, io spero che torni a fare il prima possibile, come l'ha fatto bene per tanti anni il governatore della sua splendida terra di Liguria, Giovanni Toti, a cui arriva l'abbraccio di questa piazza e a cui arriva il ringraziamento per quello che ha fatto per Genova e per i liguri. E poi in bocca al lupo alle donne e agli uomini candidati per la Lega. Qualunque preferenza metterete sulla scheda elettorale sarà una buona scelta. Fate un applauso. Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Friuli, Trentino, Alto Adige, Val d'Aosta, Nord-Ovest e Nord-Est. Un applauso ai candidati, alle candidate. Buona corsa, in bocca al lupo. A chi c'è da tanto tempo, a chi si è unito da poco ma condivide la nostra idea di futuro, e ringrazio fra i tanti Roberto Vannacci che ha scelto la Lega per andare a portare pace, lavoro e benessere in Europa, ma soprattutto ringrazio voi e chiudo come ho cominciato il libro. Chi è disposto a combattere vince. Chi non è disposto ad andare fino in fondo, a difendere fino in fondo le sue idee, significa che o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. Viva la Lega, viva l'Italia e andiamo a vincere, donne e uomini liberi di questo straordinario paese. Grazie, grazie e ancora grazie.